Numeri da record a Bassano per il ponte del 25 aprile. La città è letteralmente presa d'assalto già da sabato. Un pienone per quanto riguarda il turismo mordi e fuggi, con tantissimi visitatori da tutto il Veneto e dalle regioni vicine che scelgono di sfidare un meteo un po' indeciso pur di godere delle bellezze bassanesi. A rilento invece il turismo internazionale e quello in arrivo dalle regioni italiane meno vicine, proprio a causa del meteo. Sta andando abbastanza bene per quello che riguarda l'accoglienza, quindi il turismo, un po' al di sotto delle aspettative, ma perché? Perché sono mancate le prenotazioni dell'ultimo momento, cioè quelle ad esempio degli austriaci e dei tedeschi che venivano qui per le attività outdoor, tipo il volo libero o il cicloturismo. Il trittico composto da Pasqua, 25 aprile e 1 maggio potrebbe però ribaltare le carte in tavola, regalando quello che si prospetta come un record di arrivi e presenze per Bassano e per il comprensorio. Se il meteo non farà scherzi, i prossimi giorni saranno davvero impegnativi per alberghi e ristoranti di tutta la zona, in attesa di un'estate ancora tutta da scrivere. Già il 1 maggio non possiamo ancora parlare di sold out, ma ci stiamo avvicinando, e questo grazie proprio al meteo che sembrerebbe ad oggi molto favorevole.